Un tempo era il settore trainante dell'economia siciliana ed agrigentina in particolare. Oggi il comparto dell'edilizia è letteralmente in ginocchio, con le imprese che sprofondano in una crisi sempre più nera. Complice il blocco degli appalti, sono migliaia le aziende costrette a chiudere i battenti. In provincia di Agrigento sono allarmanti i dati del comparto costruzioni. 2 i periodi a confronto, secondo uno studio congiunto dei sindacati, che segnano un forte recesso. Il primo va dall'ottobre 2011 al marzo 2012 ed il secondo dall'ottobre 2012 al marzo 2013. Se fino al marzo 2012, sottolineano i sindacalisti Carmelo Cipolla, Francesco Iudice e Salvatore Caruana, rispettivamente responsabili del settore costruzioni di CGIL, CISL e UIL, erano impegnati 4.471 lavoratori edili, nel marzo di quest'anno il numero di lavoratori attivi è di 3.131, con un'emorragia di occupati in appena un anno di oltre 1.300 lavoratori. E ancora le imprese impegnate nei cantieri dislocati nel territorio provinciale, sempre fino al marzo 2012, erano 1.084, adesso invece sono 889. La massa salari superava abbondantemente i 15 milioni di euro, adesso si attesta a poco più di 8 milioni e mezzo di euro. Diverse poi le tante vertenze aperte in provincia di Agrigento, su tutte quella della cementeria di Porto Empedocle, interessata da un momento di cassa integrazione al fine di superare le attuali difficoltà che vive la fabbrica. Questa è la condizione in cui versa il territorio provinciale, che fa il paio con quella siciliana, che vede oltre 50.000 operai edili licenziati in 4 anni. Sono la conseguenza del prolungato blocco del mercato delle opere pubbliche nell'isola. Un dato che grida vendetta se si pensa che sono da tempo disponibili circa 2 miliardi di euro per opere pronte a diventare cantieri, come la Santo Stefano di Camastra-Gela, i lotti 6, 7 e 8 dell'autostrada Siracusa-Gela ed altre 96 opere per oltre 1 miliardo di euro previste dalla delibera CIPE e che riguardano opere idriche, fognarie e depuratori. Insomma un settore, quello edile, davvero in ginocchio, nel quale affondano imprese e lavoratori.